Concordia Sagittaria, quando un concorso sui social network, in questo caso su Facebook, diventa l'occasione per aiutare il prossimo, ma anche di mettere in mostra magari il proprio presepe di casa, alla fine andando a fare della beneficenza. Chi ha vinto questo particolare concorso? Scopriamolo nel prossimo servizio. Quando un concorso pensato per premiare i più bei presepi addobbi di Natale diventa momento di umanità e attenzione verso i più bisognosi, come in questo caso i bambini del CRO di Aviano. E in un momento come quello dei giorni nostri, dove tutta la collettività è sempre più legata ai nuovi mezzi di comunicazione di massa, è un qualcosa che davvero merita di essere sottolineato. L'Associazione Culturale di Concordia Cuori di Inchiostro ha ideato lo scorso dicembre un concorso mediante il quale ognuno poteva postare una foto del proprio presepe fatto a mano o magari dell'addobbo pensato per rivitalizzare la propria dimora. La foto che avrebbe ottenuto più like, i cosiddetti mi piace sulla pagina Facebook dell'associazione, avrebbe vinto un premio in libri. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL e Polizia di Stato, nonché nostro ospite fisso nel TG di Telepordenone. Le foto del suo presepe, fatto dalle sue stesse mani, ha raggiunto la bellezza di 68 voti, vincendo la simbolica medaglia d'oro. Raffaele ha deciso di devolvere il premio a favore del CRO di Aviano, tanto che a breve, assieme alle responsabili dell'associazione, si recherà a donare in favore dei degenti più giovani una decina di pubblicazioni tra opere realizzate dall'associazione e classici che allieteranno, e di questo ne siamo sicuri, la loro permanenza al centro di riferimento oncologico della realtà pordenonese. Era una notizia che ci giunge da